Benvenuti in questa recensione della Old Friuli. Parlo piano perché non posso urlare troppo. Allora, quindi Ludmillo finalmente è tornato. Devo delle scuse. Tra l'altro nel commento ho scritto Leslie, ma volevo dire Ludmillo per aver dubitato di lui. Perché sì, perché insomma Ludmillo pensavo stesse mentendo sul fatto che era Chernobyl, che non volesse tornare, che volesse evitare happy farming. Mi sbagliavo, Ludmilla invece è stato un uomo di parola, ha risolto la sua merda a Chernobyl, i suoi problemi a Chernobyl per poi tornare come un vero uomo in Friuli a salvare Leslie dal rapimento. A quanto pare non è alleato con i Death Riders, quindi diceva la verità, molto molto bene. Per quanto riguarda quello che accadrà prossimamente non ne ho idea, però una cosa è certa, intanto Ludmilo deve fare meno il misterioso perché ok, hai salvato la situazione, come dicono gli americani, you saved the day, hai salvato la giornata, però adesso bisogna mettere la testa a posto, lasciare Chernobyl dov'è ed essere più costante a lavorare con Happy Farming. Per Leslie, io, se fossi in Paolo, so che Leslie ogni tanto è uno scansafatiche, però lo manderei in vacanza, poverino, cioè dai cazzo, è stato rapito un mese, quanto, 3 settimane, non lo so, sinceramente un po' di tregua, mandalo a fare una vacanza, non lo so, a Bangkok, mandalo a trovare i suoi amici di The Hangover, cioè perché così almeno un po' di tregua. Oppure se non lo vuoi fare lavorare almeno, cioè scusa, se non lo vuoi mandare in vacanza almeno dagli un aumento, cioè non lo so, poverino, io sinceramente qualcosina come reward, come premio gliela darei a Lessi perché caso dopo essere stato rapito. E poi bisogna secondo me assolutamente parlare con sto sindaco, cioè sto sindaco Rishi, metà tedesco, metà francese, metà italiano, pesarese o friulano, non si sa che cazzo è, Matteo Risci, io onestamente deve, deve sparire sto sindaco perché c'è sto sindaco qui che li capiscono uno nella sua città e ti viene a dire ah, porta i soldi ai Death Riders, ma boh, cioè, comunque attenzione perché il problema Death Riders non è da archiviare perché potrebbe ripresentarsi in futuro, quindi io starei con gli occhi aperti, non dormirei sonni tranquilli perché comunque ecco, il rischio ancora che possano ripresentarsi c'è. Magari stavolta non capiranno Leslie, ma capiranno, non lo so, Happy Farming. Dubito che riescano a capire Ludmillo con le forze radioattive che ha. Perché, vabbè, però, insomma, è più probabile che sia Ludmillo a capire tutti i Death Riders che il contrario. Però, insomma, bisognerà comunque attendere quello che succederà prossimamente nel bel Friuli, anzi nella Old Friuli. Mi dispiace per la recensione corta, avrei voluto dire di più, solo che non mi viene da dire altro, però l'unica cosa che posso dirvi, non vedo l'ora del prossimo episodio, continua così Happy Farming, regalaci gioie e svago, perché questa serie comunque ti fa staccare un po' la spina dalla realtà, quindi è sempre bello, ti fa fare quattro risate, quindi commento serio, un po' off topic di quello che in genere sono le recensioni qui un po' ignoranti, però comunque c'è da dire grazie Happy Farming per i sorrisi che strappi. Bene, detto questo, alla prossima.